Prima di tutto, però... Un progetto che vuole essere una scommessa ed una proposta concreta del cosiddetto marketing territoriale, vale a dire la promozione di un'area attraverso natura, storia, cultura ed enogastronomia, con il sostegno della Regione Veneto, delle province e delle Camere di Commercio di Padova e Vicenza e la partecipazione di una quarantina di realtà locali. In questo caso l'iniziativa, partita 2 anni prima, coniuga la straordinaria tradizione della cosiddetta Fiera del Soco, di origine secolare, che richiama Grisignano di Zocco, piccolo centro tra le province di Vicenza e Padova, fino ad 800.000 persone quest'anno dal 9 al 15 settembre, con le straordinarie e attrattive naturalistiche del Delta del Po, in cui rientra la località balneare di Rosolina Mare, ospiti d'onore al festival intitolato Colli da scoprire. Da molti anni noi stiamo facendo promozione, è molto apprezzato a livello nazionale ma soprattutto a livello proprio estero, perché molti sono i turisti stranieri che visitano il Parco del Delta del Po, diventato patrimonio dell'UNESCO. Una curiosità, signor Sindaco, lei aveva mai sentito parlare della Fiera del Soco? Avevo sentito parlare perché bastico nelle zone di Vicenza e quindi con grande piacere quest'anno siamo anche noi così parte interna di questa importante manifestazione e quindi mi fa piacere esserci. In realtà quello che a me interessa è far passare la Fiera di Grisignano come quel concetto grande che significa bene comune. La fiera è un momento particolare e importante, è una vetrina che deve servire non soltanto per Grisignano, ma deve servire per tutto il territorio che è vicino a noi, ma anche lontano da noi. Tanti i momenti significativi della Fiera del Soco, come le serate che vedranno protagonisti 2 Masterchef, o il ritrovo di auto storiche della 1000 miglia che compiranno il tragitto Grisignano-Rosolina, oppure la finale regionale di Miss Blu Mare. È da febbraio che abbiamo avuto i primi contatti con il Parco del Delta del Po, subito accettato il progetto del marketing territoriale dai vari protagonisti che poi saranno in fiera presenti agli stand espositivi e poi le istituzioni che veramente ci hanno dato una grossa mano. Per la realizzazione del progetto, patrocinato tra gli altri dalla provincia di Rovigo e dalla Camera di Commercio di Rovigo e Venezia, cruciale il ruolo delle Pro Loco. La mission delle Pro Loco è proprio quello di valorizzare il proprio territorio, anzi di ricercarne e portare proprio all'attenzione di tutti le tradizioni, la cultura, la storicità del nostro ambiente e dare valore proprio anche all'ambiente in sé.